Voto sul passaggio di Sappada al Friuli Venezia Giulia, ora si rischia di assistere all'effetto domino, decine di comuni potrebbero chiedere di passare alle vicine regioni a statuto speciale. Caso vaccini, la sentenza della consulta non ferma le associazioni di famiglie intenzionate a non vaccinare i propri figli malgrado l'obbligo. I migranti in fuga da Cona hanno trascorso la notte al centro civico di Malcontenta, assemblea in corso per decidere se accettare o meno il ritorno all'ex base. Raggirato, costretto a spogliarsi, poi ripreso in un video e deriso, vittima un disabile che vive in un comune tra Padova e Venezia, denunciati 4 trentenni. Tumori al seno, la battaglia delle associazioni contro la prevenzione è diventata a pagamento per le donne under 50, la regione riveda la norma. Operazione antidroga dei carabinieri di Padova, scoperto e arrestato un insospettabile 46enne che coltivava marijuana, maxi sequestro di stupefacente. Archiviate le accuse di apologia di fascismo per Gianni Scarpa, l'ormai ex gestore dello stabilimento balneare di Punta Canna, sottomarina, è diventato un caso l'estate scorsa. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno, bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali, questi i titoli, ma andiamo subito a collegarci in diretta con Malcontenta, siamo in provincia di Venezia con i nostri Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio per sapere quali sono le ultimissime novità su i profughi in fuga, questa fuga infinita dei profughi, dei migranti di Cona che hanno passato la notte a Malcontenta e adesso stanno decidendo cosa fare, dove andare, se tornare a Cona oppure, allora vediamo quali sono le novità. Ilaria, a te subito la linea. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a tutti i telespettatori. Ci troviamo qui nel centro civico di Malcontenta dove questa notte i migranti provenienti dall'ex base missilistica di Cona hanno trascorso la notte e stiamo seguendo le loro proteste e i loro percorsi da giorni. Qui insieme a me c'è il prefetto di Venezia Carlo Boffi. Prefetto, innanzitutto buongiorno. Buongiorno, sì, confermo che grazie alla disponibilità del Comune di Venezia hanno trascorso la notte all'interno di questa struttura messa appunto a disposizione dal Comune per stemperare una situazione di tensione che avrebbe potuto provocare delle conseguenze nei confronti di altre persone nonché della cittadinanza, quindi tutto si è svolto molto regolarmente. Ora sono all'interno, stanno discutendo fra loro perché noi abbiamo fatto presente che devono tornare necessariamente a Cona in quanto è una struttura che non è certo un lager, non è una prigione, non è ovviamente l'ideale e il Ministro è ovvio che vorrebbe chiudere, l'ha detto, ma è una conseguenza di sbarchi che ci sono stati nel passato e quindi nel momento in cui gli sbarchi si sono fermati siamo riusciti ad alleggerire da 1400-1500 al massimo che c'era stato nel passato a 1100 di questo periodo, quindi c'era stato un notevolissimo alleggerimento conseguenza del reperimento di strutture alloggiative nel territorio veneziano che per le sue caratteristiche mal si presta a una disponibilità di situazioni alloggiative da mettere a disposizione dei richiedenti asilo. Ricordo che anche per gli stessi italiani c'è una notevole difficoltà a reperire alloggi, quindi è ovvio che è ben difficile che in questo territorio specifico della provincia di Venezia ci sia questa disponibilità. In altre province, in altre strutture invece è più facile e di conseguenza c'è una maggiore possibilità di sistemazione alloggiativa. Adesso che cosa succederà? Sappiamo che in questo momento all'interno ci sono anche il sindaco di Cona Panfiglio e il presidente della municipalità di Marghera Gianfranco Bettin. Sì, c'è il sindaco di Cona e c'è anche il presidente della municipalità Gianfranco Bettin con i quali sono sempre in continuo contatto per cercare di trovare una soluzione e c'è al loro interno delle posizioni divergenti perché evidentemente diversi ritengono di accettare la nostra proposta, poi sarà previsto in pochi giorni un alleggerimento.
La ringrazio molto. Al momento qui da Malcontenta per ora è tutto, naturalmente noi rimaniamo qui in attesa di capire che cosa succederà. Restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. Sono nel frattempo diventati 69 i profughi che si trovano a Malcontenta, perché ai 55 in fuga, ormai da giorni, in marcia da giorni, si sono aggiunti i 14 che si trovavano a Jesolo, che avevano rifiutato di entrare alla Croce Rossa. Adesso il voto favorevole della Camera, il voto storico, il passaggio di Sappada in Friuli Venezia Giulia e quell'effetto domino che spaventa il Veneto. Mandi Sapade. Ieri il sì definitivo del Parlamento per il passaggio di Sappada al Friuli Venezia Giulia, e per il Veneto si apre ora un nuovo capitolo che vede il voto di ieri come l'incipit di quella che potrà essere una vera e propria valanga di richieste dei comuni di confine di passare alle vicine regioni a statuto speciale Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Un esodo biblico, lo ha già definito qualcuno, verso territori dove si sta meglio, perché al di là di ragioni storiche o culturali, alla fine a prevalere nel desiderio di fuga sembra proprio la disparità di trattamento economico la motivazione prevalente. Quel che è certo è che ad oggi il voto su Sappada è uno schiaffo al Veneto impegnato nell'avvio delle trattative sull'autonomia dopo il referendum. L'ha sottolineato il presidente della Liga Veneta Massimo Bitonci, ospite alla Voce del Mattino. Secondo me non è una cosa che hanno fatto per fare un dispetto al referendum del Veneto sull'autonomia. Bastava portare avanti con velocità il tema dell'autonomia e dire Sappada aspettate perché comunque arriva qualcos'altro. Hanno avuto da fare un bel dispetto. Apprendo così una questione delicatissima, perché adesso lo chiederanno Cortina, lo chiederà Asiago, lo chiederanno tutti, Lamon, lo chiederanno tutti, e allora quelli che hanno avuto il parere negativo adesso dicono ma perché Sappada sì e noi no? E a far specie è che pure la Lega Nord, partito del governatore Zaia, abbia votato sì al passaggio di Sappada, dando un assist a Massimiliano Fedriga nella sua corsa verso una possibile candidatura alla presidenza del Friuli Venezia Giulia nelle prossime regionali, ma sacrificando le istanze venete, un bello smacco che ora rischia di innescare l'effetto domino in Veneto. Sono già 33 i comuni di confine che hanno chiesto di lasciare il Veneto, 8 per il Friuli, 25 per Trento e Bolzano, ed è una questione che non potrà non essere affrontata con urgenza dallo Stato. Oggi finalmente, dopo le discussioni in Commissione Affari Costituzionali, si è appurato che il parere della Regione è obbligatorio ma non vincolante. Per questo motivo, a partire da domani, tutti i comuni hanno il diritto di avere risposta da parte del Parlamento, con o senza parere positivo delle Regioni, a partire dal comune di Cinto Caomaggiore. Oltre a questo voglio sottolineare che stiamo discutendo e votando una legge ordinaria e non costituzionale, e che questo diventerà prassi anche per il passaggio dei comuni in Trentino Alto Adige oltre che in Friuli Venezia Giulia, cosa di non poco conto perché apre esodi biblici a cui il Parlamento dovrà rispondere, e non certo dopo 10 anni. Da Roma ieri è arrivato poi un altro schiaffo al Veneto, come sappiamo, cioè il no della consulta ai ricorsi del Veneto sui vaccini, però è un no che non ferma le associazioni di quelle famiglie, sono tante, migliaia, che non sono intenzionate a far vaccinare i loro figli nonostante l'obbligo per la scuola. Disobbedienza civile in maniera chiara, limpida, tranquilla. Il rigetto da parte della Corte Costituzionale del ricorso della Regione Veneto contro l'obbligatorietà dei vaccini per bambini e ragazzi dalle materne alle superiori non sposta di una virgola la posizione del Corvelva, il coordinamento regionale Veneto per la libertà delle vaccinazioni. Raggiunto al telefono il presidente Ferdinando Donolato non si dice affatto sorpreso. Noi ce l'aspettavamo, sinceramente non facevamo nessun conto che cambiasse qualcosa. Una scelta è solamente politica, è estremamente politica. E questo è molto grave, perché questo qui, secondo me, personalmente, io da adesso in poi ho molta meno fiducia nella Corte Costituzionale. Esulta per il pronunciamento della consulta il ministro Beatrice Lorenzin, mette in guardia dalla demolizione di un modello vincente, quello veneto, il governatore Luca Zaia, basato sul dialogo, dice, non certo sulla coercizione. Un contesto nel quale i convinti Novax tirano dritto. Noi ci rimbocchiamo le mani più di prima, più decisamente di prima, chiaramente e tranquillamente. La cronaca adesso con una terribile storia che viene dalla riviera del Brenta, tra il Piovese e la riviera del Brenta, un disabile che viene costretto a spogliarsi e poi deriso in un video. Ci sono 4 denunciati.
Disabile psichico filmato mentre si abbassa i pantaloni e mostra le parti intime. Il video è stato poi diffuso attraverso i social network con tanto di prese in giro e derisioni. Ad accorgersi di quanto stava accadendo, alcuni familiari del 55enne affetto da ritardo mentale, che hanno denunciato tutto alla procura di Padova, che ha disposto il sequestro del cellulare di uno degli autori dell'odioso video. La bravata, avvenuta in un comune che si trova al confine tra la Riviera del Brenta e il Piovese, è stata messa in atto da 4 persone tra i 30 e i 34 anni, tra di loro anche una donna. Tutti e 4 sono stati denunciati. La direzione investigativa antimafia di Bologna ha sequestrato beni per 1,5 milioni di euro a un imprenditore calabrese già condannato nel processo Emilia, quanto si legge in una nota della stessa DIA bolognese, che ha eseguito un decreto di sequestro di beni nei confronti di Salvatore K, imprenditore edile 55enne originario di Cutro, nel Crotonese, da tempo stabilito nel nord Italia, prima a Reggio Emilia e ultimo ad Arcole, in provincia di Verona. L'uomo, viene spiegato, è stato condannato dalla Corte d'Appello di Bologna lo scorso 12 settembre a 9 anni di reclusione nell'ambito del processo Emilia per i reati di associazione delinquere di stampo mafioso, reimpiego di beni di provenienza illecita ed estorsione. Il sequestro è legato alle indagini condotte dagli agenti della DIA sulla intera situazione patrimoniale del 55enne, che hanno mostrato sproporzione ingiustificata tra redditi dichiarati e l'ingente patrimonio a lui riconducibile. A proposito di sequestro, invece, adesso dovremmo essere in collegamento con Padova per un maxi sequestro da parte dei carabinieri di Padova, un sequestro di droga in questo caso, un sospettabile 46enne che viene scoperto nella sua attività di coltivare marijuana. Allora sentiamo se abbiamo Chiara Gaiani in diretta telefonica da Padova. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Ci sono, come dicevi, 1 quintale di marijuana, 101 kg per la precisione, sono stati sequestrati a un insospettabile agricoltore. È scattata nel pomeriggio di ieri l'operazione dei carabinieri della stazione di Ania, ci troviamo nella Bassa Padovana, che dopo aver compiuto una serie di piccoli sequestri ad assuntori minorenni hanno individuato il loro principale fornitore. Attirati dal forte odore, i militari sono arrivati nell'appezzamento dell'agricoltore che si trova a Badia Polesine, siamo in provincia di Rovigo, dove hanno trovato la droga nascosta in 2 serre e poi anche in numerose stanze dell'abitazione. Piante di varie dimensioni in grado di rifornire il mercato continuativamente per tutto l'anno. Per l'agricoltore, 46 anni, come dicevi, incensurato, è scattato l'arresto. Ora l'uomo rischia una pesante condanna sino a 12 anni di carcere. Direi che da Padova è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie a Chiara Gaiani. Ancora la cronaca, stavolta dalla Marca Trevigiana, con un assalto a un bancomat nella notte a Riese e Pio X, non il solito assalto, perché non è un assalto con l'esplosivo, ma con un carro attrezzi con il quale gli ignoti hanno letteralmente sradicato e portato via il dispositivo bancomat esterno della filiale della Banca Popolare di Verona. Hanno utilizzato un carro attrezzi rubato. Sull'episodio ora indagano i carabinieri di Castelfranco, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza e stanno cercando anche il carro attrezzi. È da verificare anche il bottino dei banditi. Torniamo a parlare di sanità adesso, torniamo a parlare delle nuove normative regionali in materia di prevenzione del tumore al seno. Le associazioni che assistono le donne malate si mobilitano per chiedere che la Regione riveda questa norma. Siamo in prima linea per cercare di convincere la Regione a rivedere l'età prevista per lo screening mammografico e anche le modalità. È chi combatte ogni giorno accanto alle donne malate di tumore a raccogliere la preoccupazione per le nuove direttive regionali per la diagnostica senologica. Lo screening per coloro che hanno meno di 50 anni diventa a pagamento, salvo non ci sia una particolare sintomatologia o familiarità. Eppure le statistiche dimostrano come anno dopo anno si abbassa sempre più l'età delle donne che scoprono di avere un carcinoma al seno. Volendo si può anticipare anche ai 40 anni, vista che l'età media si sta abbassando e c'è un aumento significativo anche sotto i 40 anni. Perché diagnosticare un tumore in fase iniziale significa maggiori chance di vincere la malattia, e questo è possibile grazie alla prevenzione e agli screening se fatti, spiega Anna Donegà, associando alla mammografia l'ecografia, in grado di individuare formazioni anche di piccole dimensioni. Ma i nuovi provvedimenti regionali non prevedono più i 2 esami eseguiti in contemporanea.
La cosa migliore sarebbe prevedere uno screening completo, quindi un esame clinico strumentale della mammella che comprende anche la visita del senologo e un'ecografia. Adesso a Sottomarina perché si chiude definitivamente la vicenda che ha tenuto banco la scorsa estate, ovvero quello della spiaggia cosiddetta fascista di Playa Punta Canna Sottomarina, con la procura che archivia tutte le accuse. Ce lo racconta in diretta telefonica per noi Anna Maria Parisi. Anna Maria. È stato archiviato il caso della spiaggia fascista di Chioggia. Il giudice per le indagini preliminari Roberta Marchiori ha infatti archiviato tutte le accuse a carico del gestore, anche dell'ex gestore Gianni Scarpa, ricordiamo accusato di apologia di fascismo. Il GIP ha accolto la richiesta della procura e ha firmato il decreto di archiviazione delle accuse per l'oramai ex gestore dello stabilimento balneare di Punta Canna Sottomarina, diventato il caso dell'estate 2017 per le immagini esposte di Benito Mussolini e le scritte inneggianti al ventennio. Per la procura le scelte di Gianni Scarpa vanno ricondotte nell'ambito della libertà di pensiero garantita dalla Costituzione. I cartelli erano stati fatti rimuovere dal prefetto dopo il clamore suscitato dal caso, che aveva portato tra l'altro alla non riconferma di Scarpa come gestore della struttura. Quindi caso archiviato con tutte le accuse a suo carico che sono state a loro volta archiviate. E da Sottomarina è tutto, restituisco la linea. Grazie Anna Maria, adesso la pubblicità e poi parleremo di banche ma anche di scuola. Rieccoci in studio, prima edizione dei nostri telegiornali. Torniamo a parlare di banche popolari, ex banche popolari, tempi più stretti per presentare l'insinuazione al passivo per essere risarciti. Allora ecco dove trovare i moduli. Crack banche, il tempo scorre inesorabile. Dall'associazione Zelino da Onara arriva l'appello forte rivolto ai risparmiatori truffati messi in ginocchio dalle popolari a presentare la famosa insinuazione al passivo, condizione necessaria per poter accedere al fondo vittime da reati finanziari che possa risarcire le perdite subite. Bisogna farlo quanto prima, ricorda il presidente Patrizio Miatello. Per chi non avesse alcun riferimento consiglia il seguente sito che vedete in sovrimpressione, dove si può scaricare e compilare l'apposito modulo. A breve sarà a disposizione anche la procedura per prenotarsi ed espletare tutte le pratiche necessarie all'assegnazione del fondo. È a due facce la fotografia della scuola nella Marca trevigiana. Ieri abbiamo fatto il punto della situazione sullo stato appunto delle scuole, perché ci sono studenti che rischiano di vedere spinta l'iscrizione al liceo prescelto perché non ci sono aule a sufficienza, quindi troppi alunni, e invece pochi alunni per quanto riguarda elementari e medie, soprattutto nelle frazioni, e in questo caso le scuole rischiano di chiudere o di essere accorpate. Da un lato il boom di iscrizioni nei licei della Marca con classi numerose ed aule sovraffollate, dall'altro lato negli istituti comprensivi, in particolare delle piccole frazioni dei comuni, ci sono classi con pochissimi bambini. Ecco le due facce della stessa medaglia, quella della scuola trevigiana, problemi che ufficio scolastico regionale e provincia stanno cercando faticosamente di affrontare. Il primo passo, un protocollo d'intesa siglato al Sant'Artemio per una corretta gestione delle iscrizioni adeguata alle capacità ricettive degli edifici. Già quest'anno degli istituti superiori della Marca hanno dovuto respingere alcune iscrizioni. Per il prossimo anno le iscrizioni partono a gennaio, si vedrà. Se dovesse essere, i dirigenti dovranno comunque prendere atto della situazione, perché già le classi sono, soprattutto in alcuni indirizzi, sono particolarmente corpose. Opposto problema alle elementari e medie, con varie sedi, specie quelle delle frazioni, che potrebbero essere chiuse con accorpamenti dei bambini alla sede centrale. Tanti plessi vuol dire anche la presenza di classi molto piccole, formate da pochissimi alunni, e purtroppo questo ad oggi non è più possibile, perché classi con pochi alunni comunque richiedono l'organico e purtroppo
purtroppo sappiamo benissimo che la carenza d'organico è un problema che assilla il Veneto già da qualche anno, per cui quest'anno nei comprensivi ci sarà comunque una razionalizzazione. Ipotesi che poco piace al presidente della provincia Stefano Marcon. Le frazioni fabbisogno di servizi primari come quello della scuola per continuare ad essere vive, e quindi bisognerà lavorare molto sinergicamente con i sindaci per far sì che ciò non accada. La buona notizia è che dal Ministero sta arrivando una parte dei soldi richiesti dalla provincia per la manutenzione degli edifici scolastici. E finalmente hanno pubblicato in Gazzetta il decreto che ci vede assegnatari di un contributo di 11.440.000 euro per la ristrutturazione e messa in sicurezza di diverse scuole provinciali. Sempre a Treviso adesso con un'attesa apertura da domani. Ultimi ritocchi per completare l'allestimento del mercato coperto di Coldiretti, che domani aprirà i battenti in piazza Giustiniano Canati e porterà nel cuore di Treviso la campagna di suoi prodotti. Con la presenza giornaliera dei veri produttori che venderanno direttamente il loro prodotto. Ci sarà inoltre la possibilità di usufruire di un agribar gestito insieme con un pubblico esercente con cui abbiamo creato una forte collaborazione e sinergia. Avremo la presenza del pane fresco ogni mattina grazie al gruppo dei panificatori e avremo inoltre una realtà di didattica dove avvicineremo con grande piacere tutto l'ambito delle scuole, degli asili, perché questo vuole essere un luogo non solo di vendita ma soprattutto di socializzazione. Un progetto poggiato dall'amministrazione comunale che mira a riqualificare proprio con il mercato una delle zone più calde della città, più volte al centro della cronaca per disordini, risse, schiamazzi. Per il momento il mercato sarà aperto il giovedì, venerdì e sabato dalle 8:30 alle 15, l'obiettivo è di allargare l'apertura a tutta la settimana. Tutti i giorni invece sarà aperto l'agribar che con la bella stagione potrà allargarsi al porticato antistante riqualificando ancor più la piazza che per l'inaugurazione verrà trasformata in una fattoria didattica con tanto di animali per la gioia dei bimbi. L'evento sarà preceduto questa sera da un concerto all'Auditorium della Piani con la partecipazione del tenore Francesco Grollo con un progetto dedicato anche alla Fondazione Altre Parole per l'umanizzazione delle cure oncologiche. È un grande progetto che trova nella Coldiretti e nella lirica un sostegno anche per il sociale. Solo per ricordarvi il tempo, per ricordarvi gli appuntamenti, fra pochissimo c'è ore 13, si parla di pensioni, scadenze e case popolari con in studio per Luigi Cacco, amministratore delegato Servizi Treviso SRL, Giuliana Maffei, responsabile fiscale Servizi Treviso SRL, Graziano Basso, responsabile fiscale Servizi Treviso SRL, mentre questa sera a 20:10 sotto riflettori Sappada e Autonomia, ma non solo, con Riccardo Barbisan, consigliere regionale della Lega Nord, Graziano Azzarin, consigliere regionale del Partito Democratico. Vi lascio alle previsioni del tempo, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a zero branco. Ci attende una giornata all'insegna del cielo grigio e nebbioso sulle nostre regioni, ma non sono attese piogge. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto nubi diffuse su buona parte dei settori, anche con addensamenti su quelli centrali, ma senza piogge. Non mancheranno schiarite sulle pianure meridionali e sulle Alpi più a nord. Diamo ora uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra gli 8 e i 13 gradi, valori minimi tra 5 e 9 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Giornata più uggiosa oggi su tutta la regione, cielo nuvoloso un po' ovunque, tuttavia senza piogge, più nebbie sulle valli alpine. Vediamo le temperature, le massime saranno comprese tra gli 8 e i 13 gradi, minime sugli 8-11 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, tempo ancora asciutto e ampiamente soleggiato, maggiore parziale nuvolosità sulle aree centro-meridionali ma del tutto innocua. Le temperature massime saranno comprese tra 10 e 11 gradi, minime attese tra -1 e 7 gradi circa. Il mare sarà quasi calmo sulle coste e poco mosso al largo, i venti deboli da nord lungo le coste e occidentali al largo.
Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.